Buonasera a tutti ragazzi, anche questa sera diciamo si vede benissimamente, quindi deve essere per forza un pianeta, perché come potete vedere anche stasera ci sta questo rotondino, a parte la luna, eccolo qua, facciamo sempre l'ingrandimento ed eccolo qui ragazzi, quindi per forza deve essere un pianeta, perché da qui non si è diciamo mosso. In effetti la luna ragazzi eccola qua, è il pianeta come lo chiamo io, stella, pianeta, poi che ne so, i ragazzi hanno detto che era Giove, eccolo qua. Quindi questa è con la risoluzione un po' più grande diciamo, però poi si va a rimpicciolire ragazzi, ecco qua quello che rimane, eccolo qui. Quindi come potete vedere si vede abbastanza bene ragazzi. Come vedete le stelle si vedono le altre sotto, però vedete come sono piccoli, invece questo è proprio un punto grande. Queste qua sono due stelle sotto, come potete vedere, quindi brillano, ma non come questa qua, guarda qua. La luna, vabbè, la luna è la luna, però questo qua è bello grossicello ragazzi. Eccolo qua, lo voglio proprio ingrandire. È più o meno, è abbastanza grande ragazzi, non è piccolino diciamo. Quindi secondo me, come hanno detto i ragazzi, questo deve essere Giove. Qualcuno mi aveva detto che colori vedi. La verità tutti i colori, vedo blu, giallo, verde, una specie di multicolori, ad occhio nudo parlo, così non vedete nulla voi. Quindi diciamo che rimpicciolendo, eccolo qua ragazzi, la luna. Vedete in alto a sinistra un'altra stella, però questa qua è quella che si nota di più. Vedete? Ci sta una stella sotto. Poi ragazzi, voglio ecco qua un'altra stella, vedete? È diverso. Ah ragazzi, ci sono i fuochi d'artificio, ecco qua, guardate. Lì deve essere la costiera amalfitana. Qualcuno sta festeggiando in diretta, ragazzi, vedete? Stanno facendo i fuochi, non so che festa sia. Sicuramente qualche festa nella costiera amalfitana. Quindi o una festa diciamo di piazza oppure qualcuno che festeggia. Da noi diciamo quando uno fa 18 anni si sposa si usano fare queste cose. Quindi non sappiamo se è una festa oppure no, boh, oppure una processione, una cosa. Comunque ragazzi eccolo qui, come potete vedere. Vedete adesso ci sta pallino che si muove, guardate a fianco a questo qua. Questo qua ragazzi non so che cos'è, una cosa strana ragazzi. Se potete guardare a sinistra che si muove, io sto camminando, vedete una lucina che cammina, non so che diavolo, stasera è tutto strano, è rosso. Non so che cos'è ragazzi, la verità. Non so se voi la vedete o no, rossa, bianca, a sinistra proprio dello schermo, proprio a finale. Eccolo qua ragazzi, sto camminando, non sto capendo che diavolo è. Una luce rossa e bianca, con l'occhio. Ma che ne so, tutte le sere trovo cose strane, è possibile? Non lo vedo più, dove fa degli aiuto, ma eccolo qua, mi pare che sta qua. Eccolo qua. E che si muove, ecco qua, sta sul finale, è un rossiccio. Però ragazzi, aerei non ne vedo qua. Eccolo qua ragazzi, sta continuando la sua corsa qua fuori. Non so se voi lo vedete, eccolo qua che si è mosso un po' più su, adesso va più veloce. A occhio nudo non si vede nulla ragazzi, io qua sto ingrandito, quindi con l'occhio non vedo nulla. Ecco qua ragazzi, vedete una lucina rossa? Ma io l'aereo non lo vedo, lo dovrei vedere con l'occhio, invece no, perché sta molto ingrandito, vedete? Adesso sta il telone, quindi più di questo non posso andare, bah, qua succedono solo cose strane, boh.
Ecco qua, vedete una stella, eccola qui pure sopra. E questo qua invece sta camminando sotto, ragazzi. Non lo so che diavolo succede qua. La luna eccola qua. Sto Giove che dicete voi che eccolo qui. Non lo so se è Giove, ragazzi. Però è un bel pianeta grosso, una palla grossa come la voglio chiamare io. Poi ci sta la luna ed eccola qui, e poi ci stava un altro, eccolo qua. Quest'altro ma non so che cosa è. Deve essere qualche altro pianeta, quindi a sinistra della luna che pianeta ci stiamo? La luna sta qua, l'altro sta qui. Da dove stiamo? L'ho perso. Eccolo qua. E questo qua sta a destra. Invece l'altro sta sulla sua sinistra. Eccolo qua. È un po' colorato. Secondo me questo è Marte. Vedi, questo qua. Ragazzi, qua è un casino. Eccolo qua. Allora, la luna è questa qua. A destra ci sta il pianeta, quello là che abbiamo detto noi. Poi sopra la luna, sulla sinistra, eccolo qui un altro. Allora, questo qua alla mia destra, questo qua, vedo un sacco di colori strani. Ma non strani, in senso tutti colorati. Eccolo qua. Questo sta alla destra della luna, giù. Diciamo in parallelo più o meno. Poi la luna, eccola qui. Quindi il puntino sta qua, ragazzi. Eccolo qua. Eccolo qua. E la luna sta in parallelo ed eccola qua. Poi qua sta un altro pianeta, non so che dio, eccolo qua, ragazzi. Sì, sì, ma pure stasera uno si è mosso sotto e camminato, non so che diavolo era, ho detto ragazzi vedete una luce che cammina? E poi è scomparsa all'improvviso, andava piano piano, però ad occhio nudo io non ho visto nulla perché qua sta l'ingrandimento del cellulare, questo è il massimo dello zoom, perciò si vede. Ma che ne so ragazzi, sono 2 sere che qua. Comunque una sta qua ragazzi, è quella di ieri sera, eccola qua. Questa è quella che io ieri sera vi ho detto ragazzi, è Giove, tutti quanti Giove, Giove, Giove. Ok. Ma mo questa qui che sta qua. Eccola, mo qua a sinistra. Che cos'è? Ieri non ci stava. Boh. Perché le stelle ragazzi ho detto, eccola qua, facci vedere una stella. Ci sono in effetti. Voglio, eccola qua. Vedete? Questo è un'altra cosa strana che io vedo. Con lo zoom con le mani, vedi? Perché ad esempio mo ti faccio vedere il pianeta com'è, no? Eccolo qua, adesso io lo rimpicciolisco, eccolo qua. Adesso l'ho rimpicciolito, eccolo qua. Adesso questa è la telecamera normale, vedi? Questa è normale ragazzi, quindi queste sono stelle, vedete? Eccolo qua, questo è quello là grande che io vedo che dico che cos'è. E questa è la luna ragazzi, questa è senza zoom. E poi sta quest'altro pianeta qua, eccolo qua sopra a sinistra della luna. Quando vado a ingrandire giustamente poi vedete, ma questo qua già senza ingrandire, guarda, già è grande di suo così. E qua non ci sta nessun ingrandimento, zero. Quando poi io vado a ingrandire, ecco qui come, vedi? Sì, sì, tutti i cellulari ce l'hanno lo zoom, sì. A parte che questa è una Huawei Mate 30 Lite, quindi diciamo che la risoluzione è una delle migliori del mercato, a parte l'iPhone. Questo è buono come risoluzione, però quando vai a fare lo zoom comunque sgrana sempre. Questo fa fotografie fine del mondo, però poi con lo zoom è normale che si perde la qualità. Quindi la luna, ecco come la vedresti con lo zoom, guarda. Però giustamente poi se io faccio normale ragazzi,
mi esce una foto bella limpida, eccola qua. Come vedete la stella sta qui, vedete, piccolina piccolina, vedete, questa è più grande. C'è la stella e questa qua sopra, eccola qua, vedete? E questo, sono questi puntini bianchi che vedete nel cielo. Poi questo qua no, questo è proprio un puntone. Quest'altra è un'altra stella, eccola qui, vedete, di fronte a voi proprio. E vedete sopra. Ma guardate sopra e sotto. Una è una stella e una che cos'è? Non è una stella, perché le stelle sono queste due in basso. E poi sopra la luna, a sinistra, eccolo qua, un altro bel puntone, dico come io lo chiamo punto grande, anche senza zoomare, è bello abbastanza grande. E sotto a questo punto ecco una stella normale, vedete che ci sta una differenza tra una stella e sti punti grandi, che devono essere. Allora, questo qua è la seconda sera che sta qua, quindi però a occhio nudo, perché mi dispiace che non posso, non si vede, è come fosse un arcobaleno, capisci? Come se irradiasse tipo sole. No, non ha la stessa posizione di ieri, no. Rispetto a ieri è spostato più sulla destra, perché vedete, sta molto più in qua, perché vedete qua, diciamo, ecco qui l'altezza, faccio lo zoom piccolino, eccolo qua. Non stava qua, stava in effetti questo puntino stava dove sta la luna mo e la luna stava più sopra. Invece adesso quell'altro puntino sopra la luna a sinistra, non so che cos'è, sarà un altro pianeta. Ma se non è un pianeta, allora che cos'è? Perché allora ragazzi, pure questo qua, vedete, queste sono stelle, guardate, ma si vedono tranquillamente, è un puntino. Queste sono le stelle. Ma questo qua, guardate qua come si vede grande. Sì, altrimenti doveva rimanere nello stesso punto. Però pure mo ho fatto il video e ho visto che sotto la luna ho detto ragazzi qualcosa cammina piano piano, sta andando veloce, sta camminando sotto, dopo chiunque di voi potrà rivedere il video, quando io dico ragazzi sta passando qualcosa, rivedete il video e vedete che una lucina rossa e bianca se ne va verso la sinistra. A occhio nudo ragazzi non era un elicottero, sapete quello lì che nella notte camminano, perché come ben potete sapere non c'era rumore, voi non avete sentito diciamo nulla, nessun rumore. Quindi non possiamo dire che era un rumore, in effetti un aereo, perché avremmo sentito il rumore. Quindi non si sa che diavolo era a fine, perché quando passa l'aereo ragazzi qua si sente chiaro chiaro, si sente proprio il rumore. Questa è la seconda sera che sta cosa strana, però il dubbio lo abbiamo perché ragazzi giustamente, vedi quanto è grande, io adesso ho fatto un po' di zoom, no? È bello grossicello sto coso, guarda qua, questo è bello grosso, non è vero che ho fatto lo zoom, però è abbastanza grosso. E non è una cosa piccolina, è vero, vedete la luna come è bella grande con sto zoom, d'accordo? Però pure lui questo non scherzo, dove sta? Eccolo qua. E poi ci sta l'altro sopra la luna. Eccolo qua ragazzi, eccolo un altro. Qui a sinistra, vedete? Questo qui forse mi dà l'impressione di essere Marte perché lo vedo un marroncino che cambia colore. Se no, notate, ma può darsi pure che mi sbaglio, pare che cambia colore. Se ci fate caso, vedete? Marroncino, rosso. Boh. Oppure basta che non è quell'asteroide che deve arrivare, ragazzi, il 9 di settembre. Tu lo vedi il rosso, Arianna? No, vedi? Non dico rosso, tipo un fucsia marroncino. Però non è bianco, vedi? Cambia colore, vedi? E non è che sono io, ho fatto solo l'ingrandimento, in effetti.
Ma tu guarda, eccolo qua, c'è questo che hai di fronte a te, vedi? Cambia colore, ragazzi, vedete? È giallo, fucsia, bianco, rosso, non lo so, è l'arcobaleno, mi pare. Bah, questa è la seconda sera. Sì, diventa anche blu, non è che io me lo sto inventando, io sto registrando solo c'ho il cellulare in mano. Vedi, in effetti, guardate ragazzi, non è che io sto manovrando qualche cosa. Eccolo qua, non è che me ne invento, eccolo qua. Io ho tutte e due le mani. Guarda, sta ingrandita al massimo, più di questo, eccolo qua. Vedi? Vedi, cambia colore. E dopo le faccio per sfizio, però devo fare lo zoom alto, devo fare. Vabbè ragazzi, vabbè, vi lascio. Faccio delle foto, voglio vedere se riesco ad ottenere qualche cosa con le foto ingrandite. Ecco qua la luna ragazzi, quindi. E poi il famoso quello là che ho detto ieri, eccolo qua ragazzi, che rispetto a ieri è un po' più a destra, non è il preciso posto dove l'abbiamo guardato ieri. Allora, questo qua che ho di fronte ragazzi non cambia colore, questo qua. Questo qua invece che ho detto adesso, poco fa, eccolo qua, questo cambia colore ragazzi. Questo diventa rosso, blu, viola, che ne so, tipo mi pare l'arcobaleno come ho detto io. Sì, sì, questo qua a destra invece è giusto il doppio ragazzi. Dove sta? Eccolo, cerchiamolo. Abbiamo perso. Ecco, eccolo qua ragazzi, vedete? Anche lui cambia colore, vedi? Guarda, fateci caso ragazzi, perché comunque l'immagine si muove perché le mani non è che stanno ferme a me, quindi è anche normale. Però se vedete bene ragazzi, cambia colore, rossiccio, bianco, come, non lo so, tipo un arcobaleno, che ne so. Poi ragazzi io ritorno indietro che non zoom più ed ecco quello che esce in effetti, quindi in effetti questo è quello che avremo in effetti dopo. Ancora, ecco qua ragazzi, questo adesso è senza zoom, guardate come a destra e a sinistra ci sono sti due punti belli, diciamo grandi, vedete? Mo la luna è forte ragazzi, ma pure questi due puntini sono belli forti. Boh, vedete pure da qui, diciamo a destra tu riesci a vedere che cambia colore, ma che ne so, guarda, a tutti questi è un casino davvero. Dopo faccio la foto, voglio vedere la foto con ingrandimento, poi semmai la posto dopo sulle notizie, sulla community, la posto lì semmai. Per sfizio voglio fare ingrandimento più quello che posso e vedere che riesco a fare con lo zoom. Vabbè ragazzi, ci risentiamo dopo che voglio fare l'aggiornamento di Dorian, quindi fra poco lo farò. E la luna sta là bella bella tranquilla. Vabbè, la luna sta per fatti suoi. No, la luna no, la luna solo ieri sera ho notato che verso il tramonto era rossa. No, non è rotonda, ti pare a te, però è una metà ora. A occhio nudo è una metà. Così ti sembra rotonda quando la guardi dal mio cellulare. Però poi a occhio nudo è solo la metà, ragazzi. Non è ancora luna piena, no, no. Poi faccio le foto, le metto sulla community così vedete com'è. Voglio vedere se riesco a fare una foto buona, anche perché è notte, quindi speriamo bene. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo che voglio fare l'aggiornamento di Dorian dove sta lui e Gabrielle. Ci sentiamo dopo ragazzi, ciao a tutti.